Siamo qui con Maddalena Maineri, ideatrice e presidente di Cortinametraggio, che ci racconterà un po' l'evoluzione di questo festival di grande successo. Un festival che non è solo un festival, ma è anche la celebrazione del talento e della creatività italiana. Com'è nata l'idea? È nata un giorno davanti all'Hotel de la Poste nei primi anni del 90, quando parlavo con Vittorio Gassman e mi raccontava un po' cos'erano i cortometraggi, e poi man mano negli anni ho cominciato a capirlo e insieme ad Andrea Gris nel 97 abbiamo creato la prima edizione di Cortinametraggio. Una fucina di idee, di talenti, tanti quelli passati, lanciati dal festival. Ce ne può citare qualcuno? Diciamo che per citarvene qualcuno dovrei prendere forse l'elenco telefonico, perché veramente credo che tutto il cinema italiano è passato da Cortinametraggio. Molti di loro hanno continuato la loro carriera, il primo di tutti, anzi i primi due, diciamo i più importanti per me nel mio cuore, ma nella storia del festival, sono Paolo Genovese e Luca Miniero, che nel 99 hanno vinto con il loro corto. Era il secondo anno che venivano e da quell'anno Paolo Genovese non è mai mancato un'edizione dei miei festival di corti. E poi per arrivare ai giorni nostri possiamo parlare di Pilar Fogliati, possiamo parlare di Massimo Cappelli, di Valerio Vestoso, che sono nomi che ormai sono entrati veramente nei nomi più importanti del cinema italiano, sia come attori che come registi. Un'edizione di successo, l'ultima, oltre 5.000 presenze, ci può raccontare com'è andata? Il Cortinametraggio è un festival di successo proprio perché attira tanta gente, il pubblico di variegate età, ma soprattutto molti curiosi, perché essendo un festival dove nascono i talenti si scoprono ovviamente i cortometraggi e si scoprono ovviamente chi sono i nuovi registi, ed è grazie anche ad aziende, ad esempio non abbiamo ancora detto ma è molto importante, perché noi siamo ospiti qui in una situazione che è fantastica, perché vedete qua intorno, perché con l'occhialeria di Gilles Joy, con Giancarlo Dall'Omo, e nascono tante situazioni e grazie a queste situazioni che nasce anche il cinema italiano e nascono festival come questo, ed è molto importante perché ci sono le aziende che devono credere nel cinema e nella cultura. C'è una frase che io dico sempre, che senza cultura ci si ammala, e quindi ricordatevi che il cinema è forse una delle manifestazioni, una delle realtà culturali più importanti che abbiamo soprattutto in Italia. Può parlarci dell'evoluzione del festival dagli inizi fino ai tempi più recenti? I primi anni noi eravamo in agosto, eravamo gli ultimi giorni di agosto per precedere il Festival del Cinema di Venezia. Poi dal 2010 invece siamo diventati invernali e siamo il primo festival dell'anno di corti. Infatti siamo anche quelli che hanno più difficoltà nel ricevere i contributi, perché logicamente essendo il primo i contributi arrivano a dicembre dell'anno dopo e quindi siamo quelli che soffrono di più da questo punto di vista, però mancano i contributi ma cresce il festival e crescono tantissimo le iniziative e i corti che arrivano. Pensate che nel giro da settembre a febbraio, quando noi apriamo la piattaforma di Film Freeway dove scrivono i corti, ci arrivano regolarmente una media dai 400 ai 500 corti e noi ne selezioniamo solamente 20, quindi i 20 migliori cortometraggi che vengono prodotti durante l'anno e che vengono visionati da delle giurie molto professionali. Il Gotha del cinema italiano si ritrova a marzo a Cortina, insieme anche a una giuria selezionatissima del pubblico. Quindi i premi sono molto diversi, sono i premi professionali, i premi seri dati ovviamente dalle giurie tecniche, ma il premio del pubblico che invece per me è il premio più importante perché è quello che il pubblico vuole vedere in sala.